mio sogno è diventare una ballerina, sia di danza classica che contemporanea. Essere presa in una compagnia importante e insieme a questa compagnia girare diversi teatri. Al Teatro Accademico di Castelfranco salgono sul palco talento e ambizione di 700 ragazze e ragazzi da tutta Italia accomunati dalla passione per la danza. In palio al 13° concorso internazionale per danzatori, coreografi e scuole, esaminati da una giuria internazionale, attestati, premi e borse di studio, oltre alla possibilità di partecipare allo stage internazionale di danza a Treviso che si terrà tra giugno e luglio. Siamo molto in ansia perché è un'esibizione molto di alto livello, perciò sicuramente l'emozione è alle stelle. L'impegno viene per secondo perché la prima cosa che devi avere per danzare è la passione e la determinazione, la fiducia in te stessa. Non si può mai dire di essere abbastanza pronta. Il mio sogno è quello di realizzare tutti i miei desideri. Non ne ho uno in particolare. Ma anche sotto i riflettori bisogna fare i conti con la realtà. La crisi non risparmia neppure i sognatori, un bilancio da cui il mondo della danza non è esente. A livello di partecipazione di ragazzi che con grande passione studiano danza, diciamo che è in ottima salute. Diventa in crisi nel momento in cui questi ragazzi, pur avendo talento, dovranno cercarsi un lavoro. Molti di loro sono destinati ad andare all'estero per poter ballare.